Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Fiumicino, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Fiumicino conta circa 82.000 abitanti ripartiti tra il capoluogo e le altre frazioni del territorio. Fiumicino è conosciuto nel mondo per il suo aeroporto, ma custodisce tante altre eccellenze. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. Iniziamo la nostra passeggiata a Fiumicino con il vice sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. Allora, presentiamo la città di Fiumicino. Fiumicino è una città bellissima di circa 82.000 abitanti. È una città fatta di 14 località, diversissime tra loro perché noi abbiamo dal mare alla terra, quello che è un territorio che arriva fino ad Anguillara, a Cerveteri, nell'entroterra. È un territorio dove da sempre coesistono le più vaste realtà. Abbiamo tra le più importanti aziende agricole d'Italia, la più grande infrastruttura aeroportuale d'Italia, abbiamo un porto che è quello in cui poi siamo, che adesso sta vivendo anche una nuova fase di sviluppo, e abbiamo anche il profilo costiero più importante della nostra regione. Noi abbiamo 24 km di costa con circa 113 strutture balneari che ne fanno il comune più importante in termini di turismo balneare del territorio laziale e che ne fanno anche una delle sue principali ricchezze. Questo è un territorio che da sempre è stato la porta d'ingresso al nostro paese da 2000 anni, perché abbiamo anche una serie di ricchezze archeologiche come i porti di Claudio e Traiano, che sono i porti della Roma imperiale. Questo territorio da 2000 anni ha una vocazione naturale appunto all'accoglienza, all'ingresso delle persone nel nostro paese, all'epoca che era l'impero. In questo caso oggi invece è il nostro paese Italia, e questo è anche un carattere particolare. Il nostro è un territorio anche giovane che ha voluto un'autonomia dalla capitale d'Italia, che è un atto molto importante e anche radicale. È difficile staccarsi dalla capitale d'Italia proprio per volontà. Noi l'abbiamo voluto il 4 aprile del 92 e questo ha fatto anche la nostra fortuna. È stata una necessità, è stata una richiesta da parte dei cittadini di prendersi più responsabilità da parte delle varie amministrazioni, però è stato anche il riconoscimento a posteriore, ormai siamo quasi a 30 anni, di un qualcosa che doveva essere fatto e che è stato giusto fare. Senz'altro uno dei punti più suggestivi è l'Episcopio di Porto. Sì, l'Episcopio di Porto, a proposito, è anche un luogo che, oltre ad avere un carattere, diciamo così, storico, architettonico, è un luogo importante per la nostra religione, perché quello è un luogo dove ha sede una delle sedi episcopali più antiche del mondo del cattolicesimo, come quella di Porto e Santa Rufina, dove ci sono le spoglie di Sant'Ippolito, e dall'altra parte del fiume Tevere proprio, speculare, c'è l'antica basilica di Sant'Ippolito con la necropoli di Porto, quindi anche questo è un ulteriore elemento di bellezza come tanti che noi abbiamo sul nostro territorio. Abbiamo qui poi la foce del Tevere. Sì, noi abbiamo quella che Dante definì laddove il Tevere si insala, quindi è proprio il luogo dove abbiamo il faro, dove c'è appunto il Tevere che attraversa 4 regioni, arriva e finisce qui. È un luogo dove poi si sono svolti anche gesti eroici come nel caso di Salvo d'Acquisto. È un luogo che appunto tra le sue caratteristiche è stato anche
luogo e teatro di momenti storici importanti per il nostro paese. Salvo d'Acquisto è stato uno di questi che appunto ricordiamo anno per anno. Quest'anno abbiamo inaugurato presso la Torre di Palidoro il Museo del Carabiniere con le massime istituzioni del nostro paese per commemorare il sacrificio di Salvo d'Acquisto, che con la sua morte ha salvato dei nostri concittadini. Ma che cos'è per lei Fiumicino? Fiumicino per me è il cuore, il luogo da cui non penso che chi lo ama se ne possa andare, perché è un luogo dove tu ti senti perennemente in vacanza, dove tu hai sempre la sensazione di stare in vacanza e dove tu con pochi minuti sei nella capitale d'Italia, sei al centro della capitale d'Italia, ed è un luogo che però non ti fa stancare mai. Adesso vedere un'alba o un tramonto a Fiumicino è un qualcosa che tutti i giorni è diverso e tutti i giorni ti dà un'energia nuova per iniziare le giornate che soprattutto in quest'annata sono sempre più difficili e particolari. Grazie al vice sindaco, noi adesso ci spostiamo, attraversiamo il canale per scoprire la chiesa madre di Fiumicino. E con padre Leonardo Ciarlo presentiamo la comunità cristiana di Fiumicino. Fiumicino, questa chiesa Santa Maria Porto della Salute risale al 1828 come consacrazione. I lavori sono iniziati nel 1823, ma prima di questa chiesa c'era la chiesa del Crocifisso all'Isola Sacra dal 1500 in poi. Poi più tardi si è intesa la necessità di una nuova chiesa qui nel borgo di Fiumicino. È stata costruita questa chiesa dedicata alla Madonna Santa Maria Porto della Salute e inizialmente anche Stella del Mare. Vediamo evidente la Madonna nell'affresco sull'abside. Sì, rappresenta proprio la Madonna che è in soccorso soprattutto per i pescatori che sono in difficoltà. La realtà di Fiumicino, almeno inizialmente, è una realtà di pescatori. E molti ancora adesso vivono proprio di pesca. Però il territorio di Fiumicino è ricco di parrocchie. Come territorio Fiumicino città c'è questa di parrocchia Santa Maria Porto della Salute, poi nel 1951 è stata costruita Isola Sacra Santa Maria Madre della Divina Provvidenza e nel 1958 sempre Isola Sacra Santa Maria Stella del Mare e poi nel 1995 è stata consacrata una nuova parrocchia dedicata a Santa Paola Frassinetti, che è la sorella del nostro fondatore venerabile Giuseppe Frassinetti. Infatti noi siamo una comunità religiosa dei figli di Santa Maria Immacolata. E questa chiesa, questa parrocchia, ci è stata affidata nel 1930 e il primo parroco è stato padre Giacomo Bruzzone, che è stato anche il nostro superiore generale. Poi abbiamo anche altre chiese a Torre in Pietra, Palidoro. Qui nel territorio è importante, proprio al di là del canale, proprio di fronte al Ponte 2 Giugno, c'è la chiesa del Crocifisso, che era una chiesa privata. Gli ultimi ad averla in gestione era la Marchese Guglielmi e adesso la gestiamo noi figli di Santa Maria Immacolata. E poi qui nel territorio di Fiumicino, come comune, abbiamo una chiesa a Focene, abbiamo a Fregene, a Maccarese, San Giorgio, che è molto importante, Palidoro, poi Torre in Pietra, una chiesa anche antica. Più in là di Torre in Pietra, sempre nel suo territorio, c'è il castello di Torre in Pietra. Poi visiteremo anche l'Episcopio di Porto, il patrono di Fiumicino è Sant'Ippolito, però qui è molto sentita l'Assunta. Qui la festa più importante è il 15 agosto, richiama migliaia di persone, soprattutto nel pomeriggio del 15 agosto, che partecipa alla processione a mare. Infatti ai bordi del canale ci sono migliaia di persone che per curiosità, ma anche per devozione alla Madonna, sono presenti a pregare e a applaudire il passaggio della Madonna. Qui siamo proprio nel centro di Fiumicino, immagino che anche l'estate questa chiesa è molto frequentata anche dai turisti. Qui è sempre aperta la chiesa, non la chiudiamo mai, anche a mezzogiorno,
la chiudiamo in serata proprio perché il Torre Clementina è piena di gente che passeggia, si ferma, ci sono diversi ristoranti, quindi si vede adesso per l'ora di pranzo via Torre Clementina piena di gente, molti vengono da Roma. Qual è il messaggio del parroco alla popolazione? Io è un mese e mezzo che posso dire sono tornato a casa, sono stato 13 anni parroco alla Divina Provvidenza di Isola Sacra, da studente sono stato qui in zona, ho partecipato anche a qualche torneo di calcio e quindi mi sento a casa. Ma il messaggio come sacerdote è che nonostante la pandemia si ritrovi anche la gioia della partecipazione alla messa. Siamo presi un po' dalla paura di partecipare. Ecco, cari parrocchiani, cari cittadini di Fiumicino, non abbiate paura di partecipare alle celebrazioni e poi soprattutto guardare con fiducia, con speranza la Madonna perché protegga tutti e ci faccia uscire da questa situazione così tragica. Grazie parroco, e quindi noi adesso andiamo a scoprire l'itinerario del gusto. E noi presentiamo le meraviglie del territorio e non poteva mancare l'itinerario del gusto, e lo presentiamo con lo chef Gianfranco Pascucci. Innanzitutto, come inizia lei ad avvicinarsi a questo lavoro? Questo lavoro si inizia sempre da ragazzi, no? C'è sempre questa voglia e curiosità per la materia prima, per i profumi. E poi mio nonno operava proprio in questo locale, quindi questo è stato il primo locale dell'Isola Sacra, perché questa è un'isola, abbiamo il fiume a capo due rami, a destra e a sinistra, e mio nonno quindi aprì questo locale, questa locanda, 50 anni fa, e poi piano piano divenne una trattoria. Poi, morto mio nonno, è stato dato in gestione l'attività. Io, tornando dai miei viaggi in Italia, ho letto su Porta Portese, questa rivista di acquisti di locali, Cedesi Attività, in Viale Traiano 85, la nostra attività, quindi abbiamo ripreso l'attività di mio nonno, io e Vanessa, e siamo ritornati a Fiumicino. E gli ingredienti arrivano direttamente dal mare. Iniziamo con il primo piatto. Beh sì, diciamo, arrivano dal mare, siamo molto influenzati dal mare, dalla nostra natura che ci circonda. Il primo piatto parla di un territorio e di una cottura che è la cottura al sale, e questi sono dei gamberi rossi al sale con profumi di erbe bruciate ed agrumi. I gamberi cuociono su questa piastra di sale, poi diamo fuoco a queste erbe quasi a ricordare una pineta che brucia, quindi una realtà, no? Anche questo ha un profumo, e soprattutto la cottura storica di questo comune, che è la cottura della spigola al sale, no? E dei crostacei al sale. Prima di presentare gli altri piatti vorrei soffermarmi sulle erbe, perché lei ha fatto un lavoro interessante. Sì, collaborando con il WWF, qui abbiamo un'oasi del WWF a Macchia Grande. Che gusto ha un'oasi, che gusto ha una duna, che sapore hanno queste erbe che ci circondano, no? E che peculiarità hanno. E quindi da lì ne nasce uno studio, una ricerca per capire che cosa ci circonda, dove posso attingere se non al mio territorio, quindi è un'identità stessa questa. Andiamo a presentare gli altri piatti. Il calamaro arrosto, un'altra cottura importante per i posti di mare come Fiumicino è l'arrosto, no? Il calamaro è uno dei grandi interpreti. Questo calamaro viene arrostito su delle erbe proprio di macchia. L'alloro, il mirto e il rosmarino diventano delle erbe aromatiche importanti che hanno dei profumi solo nella nostra macchia, hanno questa tipologia di profumo. E quindi da lì poi noi facciamo anche un brodo di calamaro, un estratto di calamaro, perché non si butta niente, lo scarto non ci deve essere, per fare un piatto classico di questa zona, però magari rivisitato da noi. Un'altra cosa interessante, super classica nei posti di mare e Fiumicino, è il fritto, no? La frittura di paranza, la frittura di pesce, e quindi il calamaro in questo caso si veste di una sfoglia croccante. La frittura viene fatta tramite una pastella sifonata composta di arancio, cipolle e delle nostre grandi erbe per fare un fritto di nuovo tradizione del nostro territorio. Poi abbiamo altre due meraviglie. Questo piatto si chiama finta pasta e ceci. Nonna faceva la pasta e ceci, diventa finta perché sono delle cialde di patate quasi a ricreare una pasta, ma è una zuppa di pesce. Una zuppa di pesce importante a Fiumicino, con questa nostra flotta di pescherecci arriva tanto pesce, la zuppa è un piatto di tradizione e i pesci vengono scottati singolarmente, quindi si fa un sugo e si dedica una cottura a ogni singolo interprete dei nostri mari.
Poi abbiamo un primo. Di solito nei posti di mare lo spaghetto alla pescatora, le vongole, ma anche lo spaghetto al nero di seppia. A me piace molto perché è quel piatto che non è mai diventato di moda ma è rimasto sempre nei ristoranti, è un piatto gourmet. E in questo caso prende una tonalità diversa perché questo è uno spaghettino al nero di seppia in un mare di plastica. Cioè questo come movimento di denuncia a quello che sta accadendo ai nostri mari, ma anche come simbolo di rivalsa di un piatto di grande tradizione, un piatto povero che viene fatto con la sacca delle seppie, con il nero. Qual è il consiglio che lei dà a un giovane che inizia oggi con questo mestiere? Innanzitutto di avere una grande passione, di guardare dentro se stesso, essere così appassionato da poter affrontare questo lavoro che richiede tante ore, tanto sacrificio e ad oggi tantissimo studio. Poi se ci sono queste basi è il lavoro più bello del mondo, non bisogna mai pensare che questo è un lavoro ma è uno stile di vita. Ma che cos'è per lei Fiumicino? Fiumicino è la mia casa, io sono nato a Fiumicino, sono nato a 100 metri dal mio ristorante, ma sono tornato dopo un po' di anni, quindi per me Fiumicino è anche la riscoperta di un territorio, è un posto incredibile, abbiamo l'aeroporto, abbiamo il mare, io poi faccio il windsurf, il surf, quindi ci sono le onde, qui ho incontrato mia moglie, qui ci sono i miei figli. C'è l'oasi del WWF, per me Fiumicino è soprattutto un posto in cui ci vivo bene, ma è un posto che mi dà delle grandi chance per cucinare, cioè mi dà dei grossi input, ecco, respirare l'aria di mare è importante. Chiudiamo con l'invito a venire qui a Fiumicino. Beh, l'invito è quello di scoprire un grande paese, se non si conosce Fiumicino è una meraviglia, se già si conosce Fiumicino è pieno di posti che magari ancora non si conoscono e poi c'è una grande ristorazione. La nostra nuova ristorazione di Fiumicino è interpretata da tanti giovani che stanno crescendo benissimo, oltre ai grandi classici, e che veramente è una scoperta, quindi scoprire anche la gastronomia di Fiumicino significa tuffarsi in una realtà importante, quindi bisogna venirci a Fiumicino. Grazie allo chef Gianfranco Pascucci, noi adesso ci spostiamo per scoprire un'altra meraviglia, e cioè l'Episcopio di Porto. E con padre Mario Corbi scopriamo uno dei luoghi più suggestivi del comune di Fiumicino, l'Episcopio di Porto, e qui abbiamo delle radici antichissime. Beh, sicuramente qui si parte dal porto di Traiano, di Claudio, e questa zona sicuramente poggia su tutti i muri romani, come sono stati anche trovati facendo dei lavori intorno alla chiesa. Questo è l'antico episcopio, che sicuramente nel Medioevo era un castello con la torre, difatti nel 1100 ci sono già documenti che c'era questa torre di avvistamento, chiaramente vicino al Tevere e vicino al mare. Tanto ci parla di Sant'Ippolito. Sicuramente la chiesa è dedicata a Santa Lucia e Sant'Ippolito. Sant'Ippolito è stato aggiunto nel 1930, quando è stata rifondata questa parrocchia, perché poi lungo i secoli era stata una zona un po' abbandonata. Questo era antico episcopio, almeno dal punto di vista teorico questa era considerata la cattedrale della diocesi di Porto e Santa Rufina, perché le reliquie di Sant'Ippolito sono state rinvenute nell'antica basilica di Sant'Ippolito all'Isola Sacra, e poi per motivi chiaramente anche difensivi tutto è stato concentrato qui. La chiesa attuale invece ha una struttura del Cinquecento, poi è stata allungata nel Seicento da Flavio Chigi su ristrutturazione dell'architetto Fontana, che era l'architetto dei Chigi, della famiglia Chigi. E qui abbiamo i resti anche di Sant'Ippolito. Sotto l'altare è stato collocato, dopo che nel 70 il professor Testini fece i vari studi e anche le ricerche archeologiche, le ossa del cosiddetto Sant'Ippolito, che è uno dei principali vescovi della diocesi di Porto e Santa Rufina. Difatti questa chiesa è dedicata a Ippolito e Lucia.
E abbiamo anche la copia del sarcofago. C'è una riproduzione del sarcofago che è conservato all'Isola Sacra nel cosiddetto conventino del Settecento. Dentro sono state trovate le ossa di Ippolito più altre ossa insieme, coperte da un'iscrizione, da una coppa e ben celato sotto l'altare. Anticamente questa era la sede del Camerlengo. Sì, il vescovo di Porto e Santa Rufina, dopo che nel 1120 il Papa aveva fuso le due diocesi di Porto e Santa Rufina, il vescovo di Porto era anche il camerlengo di Santa Romana Chiesa e quindi era un vescovo importante. Lei lo sente particolarmente questo luogo perché ha studiato anche qui. Io ho e studiato oggi qui, sono di Fiumicino, quindi per me è tutta una storia che dall'epoca romana, medievale e poi 600 e 700 continua fino ai nostri giorni, perché ancora questa chiesa è officiata, viene gente, ancora ha un suo significato, non solo storico ma anche reale per tutti i giorni. c'è da dire che qui oggi è anche sede di un seminario. Questo è un seminario della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata che nel 1930 hanno ripreso questa struttura che era fatiscente, abbandonata. Lei che è anche nativo di Fiumicino, qual è il consiglio che dà al visitatore per meglio leggere la città? Sicuramente Fiumicino non è solamente l'aeroporto, il mare o i vari locali, i vari ristoranti. Fiumicino ha tutta una storia, quindi siamo partiti dal porto di Traiano, di Claudio. Questa è un'antica sede episcopale per cui anche questa chiesa ha tutta una storia, poi anche un po' tutte le varie forme architettoniche. Qui ci hanno lavorato il Fontana, ci hanno lavorato i diversi architetti del Settecento fino ad arrivare all'Ottocento con il Cardinal Pacca, e quindi c'è tutto da riscoprire e da rivedere. Per cui la storia che sicuramente abbiamo visto in pochi minuti è una storia che continua, che c'ha un oggi anche per noi, per tutti. Grazie a padre Mario Corbi e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di altre curiosità di Fiumicino. E continua il nostro itinerario alla scoperta di Fiumicino. Adesso incontriamo Roberto Feola e qui abbiamo la cartolina più bella di Fiumicino. Senz'altro. Diciamo che questo è un borgo costruito nel secondo decennio dell'Ottocento, un borgo voluto dallo Stato Pontificio, commissionato a Giuseppe Valadier, e da qui è partita tutta quella crescita demografica e soprattutto economica della città di Fiumicino. Fiumicino non è soltanto il mare, i ristoranti, è molto di più. Fiumicino è presente nelle 4 ere storiche, no? C'è quella antica, c'è quella medievale con le costruzioni delle prime torri costiere, quindi parliamo del 1450, i primi stanziamenti di piccoli pescatori che si affacciavano nella zona. Poi c'è questa esplosione con questa crescita demografica che hanno decisamente influito poi le varie opinioni, no? Essendoci qui l'ufficio doganale, essendo questa comunque una terra ricca di torri costiere proprio per la difesa di Roma, è stata voluta fortemente, è stata commissionata poi a un grandissimo dell'architettura e questa è la cartolina che ogni giorno ci permette di ricordarci quanto è ricca di storia Fiumicino. Qui abbiamo il canale che poi è un braccio del Tevere. Questo è il canale artificiale, la fossa Traianea, e il canale che parte proprio da quel progetto antico del porto di Traiano. Questa poi è una parte caratteristica piena di pescherecci, un via vai commerciale. Pensate che qui su via Torre Clementina poi ci fu l'arrivo del treno che collegava a fine Ottocento questa parte, che era una parte diventata ormai commerciale, con Roma, quindi c'era veramente un via vai di gente infinito. Ma che cos'è per lei Fiumicino?
Fiumicino, nonostante gli 80.000 abitanti, è la provincialità, l'essere comunque paese, l'essere comunque conviventi e soprattutto condividere un pezzo di storia, ma soprattutto il futuro di questa città che con la nascita dell'aeroporto poi negli anni 60 si è espansa ancora di più. Diciamo Fiumicino è tutto, è mare, è storia, è cibo buono, è tutto quello che uno può avere anche con una gita fuori porta, piuttosto che con una semplice passeggiata alla scoperta di vecchi ruderi. Vogliamo chiudere con un invito? Beh, l'invito penso che parlino le immagini. Fiumicino è bella da vivere, da scoprire, non solo questa parte ma soprattutto anche quella nord. Diciamo si passa in pochi chilometri da una vasta area pianeggiante a una piccola cartolina marittima e questo senz'altro è una caratteristica, una peculiarità di questo posto. Grazie a Roberto Feola, quindi Fiumicino vi aspetta in tutte le stagioni. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Fiumicino e viaggiate in sicurezza. Ciao!